benvenuti nel mio nuovo video. Oggi siamo al Coletto di Pusina, facciamo un giro ad anello, un notto precisamente, andiamo su a Preforà, Monte Giove e poi scendiamo per Controalba per poi risalire per andare a macchina al Coletto. Sono in compagnia di Elena e ci vediamo dopo. Ciao! Coletto piccolo. Io in bici scendo di là, verso il lago di Velo. Osservatorio Seiler con postazioni per obici. Andiamo a vedere. Osservatorio Seiler, aprile 1911. Alpini Battaglione Valleura. Veduta sulle Val d'Astico. Siamo saliti attraverso il bosco lì e adesso usciamo dal bosco e saliamo verso Passo Campedello. Guardate che bello, parla in bici è spettacolare, in discesa ovviamente si parla, veduta sul tretto, Schio, Timonchio. Marco, dove vi porto? La nostra meta è là, cima a Preforà. Dopo un'ora e 5 minuti siamo arrivati al passo tra Bocchette. Siamo a metà strada più o meno. Arrivare dove finisce il bosco, da dietro là e salire poi a Preforà. Anche un altro bel pezzo. Da destra, però è comunque possibile andare a sinistra e poi girare al prossimo bivio a destra, è la stessa cosa, sempre il sentiero 455, più ripido fino adesso. Arrivati al sentiero, a intercettare il sentiero 477 che va giù a Castana di Assiero. Dopo un'ora e 35 siamo arrivati alla sella Giove Brasome. Ci manca un altro bel pezzettino. Passo Campedello 30 minuti, poi un altro 40 minuti arrivare a Preforà. Adesso qui facciamo un traverso e stiamo sotto il Monte Giove fino a Campedello.
destra al Preforà. Arrivati in vetta, manca poco. Saremo da qua a Monte Giove e le postazioni. Si vede, si intravede pietra forata, forà in dialetto, pietra forata. Arrivati al Puso. Al Dastico, la valle del Dastico, al Siero qui sotto, arrivata anche Elena al buco. Brava! Adesso altri 5 minuti, poi siamo arrivati in vetta. C'è da appoggiare le mani, ma comunque c'è una corda di emergenza, si dà una mano. Dà veramente una mano sta corda. A destra qua si potrebbe scendere direttamente a Veglio d'Astico, Arsiero, a località Lago, mai fatta. Quasi 7 km siamo arrivati in vetta. Panorama stupendo. Veduta da cima Riafora. Val d'Astico, l'altopiano Asiago, Monte Verena e qui quello in fondo là. Pasubio, Monte Maggio, Spizzetto Mezza. Pausa, pranzo al sacco, riprendiamo, andiamo sul Monte Giove adesso. A ritroso del sentiero e poi al Monte Giove. Pezzo un po' più bruttino. Quello è il pezzo più esposto, ma sono proprio 5 minuti. Si scende all'indietro. Noi teniamo a sinistra, andiamo a fare delle postazioni. Osservatorio Nido d'Aquila, Monte Cima Giove, variante panoramica, 30 minuti in più. Una galleria. Guarda dove ti porto. Le trincee furono costruite non con andamento rettiligneo, ma a zigzag, allo scopo di assicurare alle truppe una migliore protezione dal tiro di artiglieria, rendendo difficoltoso l'osservazione all'avversario.
Giove. Nebbia, sta salendo. Paga Campedello, fondo là. Porte Rione in cima là. Poi c'è il Monte Giove. Adesso scendiamo verso il sentiero dell'andata. Facciamo un altro breve tratto del sentiero dell'andata e poi giù contra Alba. Altre postazioni, gallerie. Al sentiero dell'andata che faremo per un breve periodo, breve tratto, poi scendiamo giù a Contralba e poi risaliamo verso la macchina. Ho fatto questo anello qua e siamo ritornati qua, mezz'oretta in più in discesa c'è scritto. Sentiero di andata e andiamo giù per Contralba un'ora, poi alla macchina. Noi siamo arrivati da sinistra, scendiamo di qua, quello che faccio in bici io di solito. Noi teniamo da destra per Contralba perché se andiamo a sinistra ci andiamo a ricordare quel sentiero dell'andata che abbiamo fatto stamattina. Attenzione agli incroci, a destra si andava verso Malga Brazome. Ah, il tratto bello, un po' sopra era un bel smosso e pendente. Per chi vuole può tornare per il sentiero dell'andata, così si evita strade in più, perché dopo dobbiamo tornare alla macchina per la strada del Colletto. Qui il sentiero è proprio in mezzo alla valle, un po' smosso. L'ultimo pezzo che arriva a Contralba si può evitare, che è brutto, a un tornante tenerla a destra, c'è un sentiero fatto nuovo, parlando qua con un giovane del luogo qua di Contralba. Molto più ben tenuto, è un bel sentiero, si allarga un po', si allunga un po', però è molto più bello. Arrivati sulla strada del Coletto, adesso si risale per 10 minuti per riprendere la macchina. Siamo arrivati da lì. Adesso continuiamo dalla macchina. Ricordo che in descrizione troverete la traccia GPX se volete fare questo sentiero qua. Dopo 12 km e 4 ore e mezza di cammino più pause siamo ritornati a macchina. Il sentiero è abbastanza impegnativo, soprattutto la discesa, perché l'ultima parte fino a Contralba è molto smossa. Per chi vuole fare la salita e discesa per lo stesso sentiero. Un arrivederci, un saluto al prossimo video da Michele. Ciao da Elena. Siamo un po' stanchini, adesso
piscina e poi si va a mangiare. Ciao!